In Regione si è tenuta nei giorni scorsi una speciale commissione sul tema Covid. È stata analizzata a fondo l'azione messa in atto dalla Regione per contrastare la pandemia in entrambe le ondate di contagi. Come ci riferisce il consigliere regionale Dolfin, è che quello a cui doveva giungere la commissione era verificare le cause che hanno influito sull'andamento della pandemia e accertare le azioni messe in atto per il suo contenimento. Sono state convocate numerose sedute in cui sono stati ascoltati esperti e quello che è emerso è che la Regione Veneta è riuscita ad affrontare un'emergenza immane grazie al sistema sanitario già ben strutturato a tutti i livelli, che allo scoppio della pandemia ha messo in campo azioni forti, aggressive e tempestive, riducendo i contatti non necessari al minimo. Lo studio messo in atto dalla Commissione si è basato su dati oggettivi e scientifici, anche internazionali, approfondendo l'argomento. Fondamentali le conclusioni a cui è giunta la rivista Lancet riguardanti la mortalità che ha visto il Veneto tra le regioni col minore impatto di decessi proporzionalmente alla popolazione, grazie alla capacità di individuare un numero elevato di casi, riuscendo a limitare il contagio. La relazione ha analizzato la fase pandemica in tutta la sua totalità, sotto ogni aspetto, ospedaliero, domiciliare, case di riposo, gli interventi e le strategie messe in atto in uno scenario che mai prima si era presentato. Come spiega Dolfin, si tratta di un lavoro importante che dopo essere stato votato in sala di consiglio vedrà gli atti inviati alla Procura. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.